Bene, eccoci ritornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che dedichiamo, Ermanno, questa sera alla strage di Capaci e alla morte del giudice Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. Torniamo indietro, siamo arrivati a 30 anni. 30 anni sono passati. 30 anni e c'è questa giusta ricorrenza che però lascia perplessi. Le ricorrenze sono belle, però quello che ci ha insegnato Falcone lo abbiamo capito, ma non ce n'è stato nessuno che poi, quando Falcone se n'è andato e poi il collega, ha preso in mano la situazione alla stessa maniera. Si è messo tutto a tacere, cioè quella rivoluzione e quella attività che ha fatto Falcone a quell'epoca non è servita se non a fare il grande processo e non è servita che solo purtroppo ad ammazzare Falcone e Borsellino. Abbiamo capito, ma non abbiamo imparato niente. Non c'è stato un altro giudice, un altro staff di giudici a quell'altezza. Vuol dire che ci vuole coraggio a fare certe cose, ma soprattutto manca lo Stato. Perché se, come Falcone e Borsellino, si muove in una certa maniera, devono essere supportati dallo Stato, e lo Stato siamo noi, ma non sono stati supportati dai colleghi giudici, non sono stati supportati dai giornali, non sono stati supportati dalla informazione, non sono stati supportati tantomeno dalla politica. E allora dobbiamo meditare su questa situazione, perché è tempo che l'Italia cambi. Perché se continua ad andare avanti così, abbiamo parlato di Venezia e vediamo come sta andando Venezia, ed è un altro sintomo dove le cose non si fermano, non si recupera nulla, si continua ad andare a rotta di collo verso un precipizio, anche nelle piccole cose. E allora invece bisogna creare una cultura totalmente diversa. Venezia, per esempio, è stata costruita dal fango e la stanno distruggendo nel fango. È una cosa incomprensibile. È possibile che non ci sia i veneziani che si indignano, una città lasciata in mano a Roma. Ma questo è un altro discorso. Certo. Torniamo a Falcone e Borsellino, che ha lasciato la sua vita per darci la possibilità di uscire da un caos che aveva creato la mafia e che sta creando tuttora, anche se ormai defilata, non più, diciamo, organizzata in fare stragi e omicidi, perché ha capito che non paga, e quindi si è ben infiltrata in altri ambienti dove il denaro gira vorticosamente e dove guadagnano molto di più e passano perfino per persone oneste. Certo. Quindi abbiamo con noi degli ospiti molto importanti. Certo, li presentiamo per voi telespettatori che siete a casa. Abbiamo in studio il professor Francesco Trotta. Buonasera, professor Trotta. Buonasera a tutti. Grazie di essere qua. Insegna storia alla Fondazione Lepido Rocco di Lancenigo, ma è anche autore di alcuni libri, tra i quali Confiscate, le storie di mafie e di rinascite, e di mafia come M, la criminalità organizzata a nord-est. Saluto in collegamento Giuseppe Antoci. Buonasera, dottor Antoci, grazie di essere di nuovo con noi. Buonasera a tutti, buonasera, grazie a voi. Ricordo per i telespettatori Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto, è stato anche a capo del Parco dei Nebrodi e durante quel periodo ha anche subito un attentato e vive tuttora sotto scorta. Saluto sempre in collegamento il professor Giorgio Cesarale. Buonasera, professor Cesarale. Buonasera. Buonasera.
lei, docente Grazie. di filosofia politica all'Università Ca' Foscari di Venezia, e in studio saluto l'avvocato Marco Lombardo. Buonasera avvocato Lombardo, grazie anche a lei di essere con noi, che è il coordinatore dell'Associazione Libera per il Veneto. Ecco, con voi cercheremo un po' di ricostruire quelli che sono stati, quello che è stato quel periodo e qual è stata anche e soprattutto l'opera di Giovanni Falcone, delle intuizioni anche che ha avuto, che ha portato a conoscere la mafia nella sua, come dire, nella sua conformazione reale, quello che era, oltre a scoprire chiaramente poi successivamente, vedremo anche le varie collusioni con la politica. Ma diciamo che la mafia era in Sicilia, a Palermo, ma comunque si conosceva la presenza della mafia. C'è stato un periodo che Palermo era praticamente la zona di smistamento della droga a livello mondiale. Non solo, ma c'era il trattamento, anche la raffinazione della droga. E se passavi per le strade sentivi il profumo che usciva fuori, ma nessuno si preoccupava. A Palermo c'erano i carabinieri anche, sapete. Non è che fossero solo a Milano. C'erano anche lì, ma nessuno si è mosso. E chi è che ha mosso questo meccanismo strano che ha coinvolto due personaggi, Falcone e Borsellino, a diventare degli eroi, a diventare delle persone che hanno salvato l'Italia? Se fossero ancora vivi non saremmo in queste condizioni, avremmo imparato molto di più. Ma chi è stato? Sono stati gli americani. Falcone all'FBI ha una stanza intitolata col suo nome, perché è andato lì per capire come fanno gli americani per riuscire a bloccare, a ricostruire tutto il percorso della droga e come rintracciare, e gli hanno insegnato, e Falcone ne ha fatto grande uso e ha migliorato anche la tecnica, il percorso del denaro. E questa è la cosa fondamentale. E con lui poi è andato dal suo compagno di scuola e di infanzia, Borsellino, ha detto: vuoi venire con me? Facciamo una cosa in due. E sono riusciti a fare da soli, contro tutta la magistratura palermitana, siciliana e anche milanese, quello che hanno fatto. Adesso che ci siano persone che vadano a commemorarli, è una bella cosa, ma non basta. Non ci possiamo fermare alla mera commemorazione. Come diceva Don Milani, non fatemi santo, perché è l'unica maniera per degradarmi. Sono un uomo e voglio fare le cose ed essere ricordato per quello che ho fatto. E la stessa cosa vale per Borsellino e Falcone. E allora vorrei che i nostri ospiti brevemente dessero una loro opinione su questa situazione che si è creata a suo tempo, quando a un certo punto lo Stato italiano, una parte piccola dello Stato italiano, ma si è impegnata a cambiare le cose in Sicilia e quindi a far nascere questo pool solitario a Palermo. Francesco Trota vuole dare un incipit anche lei. Come diceva giustamente lei, direttore, siamo oggi qua a ricordare 30 anni dopo e usare la parola commemorazione. Ci chiediamo cosa vuol dire commemorare il dottor Falcone. Ricordo per i nostri ospiti, per il nostro pubblico, che 30 anni fa, alle 17:56 minuti e 48 secondi del 23 maggio del 92, un piccolo evento sismico fu registrato su a Monte Erice dall'istituto preposto, e non era un terremoto, ma erano 500 kg di tritolo.
con cui si poneva fine alla vita del dottor Falcone, alla già ricordata moglie e magistrata anch'essa, Francesca Morvillo, ai tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Schifani, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, a 3 agenti poliziotti sopravvissuti, vittime di mafia, ma anche loro non ricordati, perché esistono anche le vittime di serie B purtroppo. Il poliziotto civile, anche lui sopravvive. Insomma, il dottor Falcone viene fermato dopo 13 anni in cui hanno provato a delegittimarlo, l'hanno delegittimato, l'hanno tradito dall'inizio, da sempre, da quando gli è capitato sotto mano il processo contro un imprenditore mafioso, Rosario Spatola, e da allora la vita del dottor Falcone era cambiata. Delegittimato, tradito ai suoi colleghi, bocciato quando si presenta per consigliere istruttore a Palermo, bocciato per il CSM, bocciato come alto commissario alla lotta alla mafia in Sicilia. Scusi, perché far capire ai nostri telespettatori, bocciato da chi? Dagli suoi stessi colleghi. Dai suoi stessi colleghi magistrati. Altri giudici che non volevano che lui potesse fare quello che poi ha fatto. Che poi ha fatto e che avrebbe fatto molto di più, perché ricordiamo che alla fine è stato ucciso quando avrebbe potuto diventare procuratore nazionale antimafia. L'hanno fermato prima. E parlare del dottor Falcone, vede direttore, oggi serve assolutamente, eppure come dice lei servono ancora le commemorazioni. Provocatoriamente ricordo che qualche giorno fa è stata lanciata la cravatta della legalità, che era la cravatta che indossava il dottor Falcone, e tra gli incipit per acquistarla c'era scritto: acquistatela per sottolineare da che parte state. Quindi se non si acquista la cravatta del dottor Falcone non si sta dalla parte di Falcone. Quindi sì. Abbiamo un po' oltrepassato le righe, a mio avviso. C'è un'antimafia un po' troppo pop, più attenta alle bandiere, alla foto di Falcone e Borsellino, che tutti noi conosciamo, che è bellissima, e forse si sta meno attenti ai contenuti, perché la mafia, quella stragista di cui purtroppo si è occupato Falcone, come diceva lei direttore, è tornata a essere quella mafia che era prima di Totorina e quant'altro, la mafia che non vediamo, che fa affari e purtroppo si infiltra anche e si radica anche a nord-est. Certo. Grazie. Giorgio Cesarale vuole darci un incipit anche lei su Falcone? Sì, intanto è sempre un'emozione parlare di Falcone anche a 30 anni dalla sua morte, e vorrei però insistere anche su un dato sul quale lei stesso nell'introduzione veniva insistendo, cioè Falcone come innovatore in alcune prassi non solo giurisprudenziali o giudiziarie, ma anche a livello di organizzazione dello Stato. Falcone appunto partecipa alla formazione del pool, non solo lui, con altri colleghi, Borsellino, Di Lello, eccetera, eccetera, ma importa in Italia, ne facevamo cenno precedentemente, anche dei metodi investigativi che erano stati collaudati innanzitutto sul territorio statunitense, metodi ispirati innanzitutto dalla volontà di seguire il denaro, follow the money, no? In qualche modo. Ecco, Falcone è affascinato dall'impiego delle attrezzature informatiche nelle indagini e nelle azioni investigative della FBI americana. Falcone che è alla base, in qualche modo, è l'ispiratore della Procura Nazionale Antimafia, ma anche della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia, insomma di un processo di centralizzazione delle funzioni che ha giovato allo Stato nella lotta alla mafia e anche nell'attacco alla criminalità organizzata, che grazie a Falcone, dobbiamo dirlo, è stata almeno per un certo periodo sconfitta, perché Cosa Nostra, grazie a Falcone e Borsellino e agli altri magistrati del PU di Palermo, è stata sconfitta e dopo questa sconfitta è stata costretta a trasformarsi nel verso di quello che si diceva precedentemente correttamente, cioè nel verso di un'organizzazione criminale che è di nuovo imbevuta di affari, che è di nuovo impregnata di affari e che su questa base si viene espandendo anche nel nord Europa, perché noi spesso diciamo che la mafia si è ormai espansa soprattutto in Lombardia, in Veneto, in tante altre regioni del nord Italia, ma dobbiamo anche annotare contemporaneamente che essa si è espansa in Germania, perfino in Germania e nei paesi nordici, cioè la mafia ha conquistato
uno statuto imprenditoriale, uno statuto economico che probabilmente prima non aveva, quando essa era costretta soprattutto a smerciare droga, a fare traffico di stupefacenti. Ecco, questa è una trasformazione davvero notevole del fenomeno mafia, dell'organizzazione economica e militare e criminale mafia, che meriterebbe appunto un altro Falcone, un altro grande giudice, un altro grande pool di giudici che se ne occupasse e che la venisse contrastando e combattendo risolutamente, così come ha fatto lui. Grazie. Caro Giuseppe Antoci, ti lascio la parola perché tu vivi in quella grande, bella isola che si chiama Sicilia, con tutte le contraddizioni che questo territorio comporta. Ci dai una testimonianza su Falcone? Intanto buonasera, io sono contento di chiudere con voi, come dire, 2 mesi e chiudo alla Sicilia, nonostante in questi 2 mesi ci sono rimasto 2 o 3 giorni, perché sono stato in giro fra scuole e università e ieri abbiamo concluso all'Università Cattolica di Milano con un convegno insieme al coordinatore unico della DDA di Palermo e del prefetto Messina, che è il direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato. E perché vi cito questi impegni che mi hanno portato a incontrare in 2 mesi circa 35.000 studenti? Perché il concetto di commemorazione di cui noi stiamo parlando e del quale molto spesso si abusa, nella misura in cui a volte confermo che tanti commemoratori erano coloro che in vita a Falcone e Borsellino li hanno totalmente isolati e con tentativi di delegittimazione abbastanza chiari ed evidenti. Quelli sono stati anni complicati, cioè gli anni prima della morte di Falcone e Borsellino sono stati veramente forse anni peggiori della morte stessa. Ci sono tante vicende che potrebbero essere raccontate, però io mi fermerei a questo, mi fermerei alla volontà di fermarli al loro interno. Le motivazioni in fondo sono anche a volte molto misere, invidie personali piuttosto che altro. Certo, altre responsabilità sono chiare ed evidenti, sulle quali vanno fatte tante riflessioni, e queste hanno messo in difficoltà la sicurezza sia di Falcone che di Borsellino. Io, fra i miei capiscorta oggi qui in Sicilia, ho il caposcorta che Borsellino aveva la mattina del 19 luglio del 1992. Fu colui al quale diedero il cambio nella villa al mare gli altri componenti della scorta, quindi Emanuela Loi e gli altri. E quindi capite bene che è una persona che porta nella sua testa e nel suo cuore un dramma terribile, che è il dramma un po' che porta nella sua testa e nel suo cuore, per esempio, Antonio Gullo, che è l'unico sopravvissuto della strage di Via D'Amelio. Allora, io ho capito anche dagli sguardi e dalle parole di questo poliziotto cosa hanno vissuto in quel periodo. Però io vorrei andare oltre, vorrei parlare di quello che hanno lasciato. Hanno lasciato una norma antimafia importantissima, hanno lasciato il famoso doppio binario che oggi molto spesso viene messo in discussione. Il doppio binario, affinché ci comprendano i telespettatori, è quello che riguarda il famoso anche tema dell'ergastolo ostativo, no? Di questa vicenda, a volte a tratti paradossale, dove il doppio binario studiato e voluto da Falcone diceva: bene, tu sei all'ergastolo ostativo, hai un modo per uscire, che è quello di collaborare con la giustizia. Questo ha provocato una destabilizzazione di Cosa Nostra, che ha portato a numerose operazioni di servizio, che ha destrutturato la mafia in Sicilia. Lo ha fatto un po' meno in Calabria, perché è chiaro ed evidente che il numero di collaboratori in Calabria sono contati fra le dita delle mani, e c'è una motivazione molto semplice, perché il radicamento di Cosa Nostra in Sicilia avveniva per territori, quindi il mandamento di Palermo, di San Lorenzo, di San Mauro Castelverde, e quindi i componenti erano variegati, mentre la parte legata all''ndrangheta è
legata al nome della famiglia, quindi i Gallico, i Mancuso e quindi i componenti di quelle famiglie. Ed è chiaro ed evidente che un collaboratore di Cosa Nostra parlava di tanti altri, un collaboratore dell''Ndrangheta deve parlare dei suoi familiari. Ecco perché chiaramente ci sono queste differenze. Però il lavoro portato avanti dagli altri magistrati in questi anni, dalle forze di polizia, lo ricordava ieri alla Cattolica il prefetto Messina, ha consentito di colpire profondamente le associazioni mafiose, destabilizzandole e destrutturalizzandole. Allora perché io parlo di questo? Perché la vera eredità di Falcone e Borsellino è quello che hanno lasciato sotto il profilo normativo e che ha consentito di far continuare anche a ulteriori valorosi magistrati di questo paese tutta una serie di attività che hanno portato e portano anche in Veneto a operazioni di servizio di una certa importanza e un certo rilievo. Allora, io penso che il miglior modo per commemorare quelle vittime, quei morti, non sia solo quello di scoprire. Io sono stato 2 giorni fa in una scuola a Bracciano dove hanno scoperto un murale, ho inaugurato un murale proprio con quella foto famosa di Falcone e Borsellino con al fianco la frase di Caponnetto che la mafia teme più la scuola che la giustizia. E allora servono queste cose, ma certo, perché fanno cultura della legalità. Ma il vero modo per commemorare quelle vittime è quello di salvaguardare quelle norme per le quali sono stati uccisi. Perché io vorrei ricordare a tutti che questo paese, che è vero che ha la migliore normativa antimafia d'Europa e del mondo, premesso che a mio modesto avviso il miglior testo antimafia del nostro paese è la Costituzione e il dovere di cittadinanza, ma dicevo, noi abbiamo la migliore normativa antimafia, ma abbiamo il dovere di tutelarla, perché in questo paese le norme importanti della lotta alla mafia sono state fatte col sangue. Pio La Torre, abbiamo commemorato 40 anni quest'anno. Pio La Torre, la sua norma, che oggi è una delle norme più devastanti nel panorama mondiale delle lotte alle mafie, e viene approvata dopo che non solo muore lui, ma che dopo il 3 settembre viene ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa. Certo. Allora, tante norme di questo paese sono venute fuori col sangue. In fondo anche la vicenda che mi ha riguardato oggi, la norma che è stata inserita, il protocollo di legalità che è stato inserito nel nuovo codice antimafia, con uno dei principali 3 cardini del nuovo codice antimafia, che sta devastando i patrimoni delle mafie e dei capimafia, certo, sia sui sequestri che sugli arresti. È chiaro che è venuto fuori anche questo, ce lo dobbiamo dire, grazie, da un clima arroventato che stava provocando un'ulteriore strage di mafia. Ecco, certo, come vanno commemorate quelle vittime, vanno commemorate difendendo quelle norme. Certo. No. Marco Lombardo, a lei. Sì, io da un lato sono d'accordo con quanto appena ha concluso il dottor Antoci, nel senso che la vera eredità di Falcone e Borsellino è stata quella, insieme ai loro colleghi, di metterci a disposizione una struttura normativa, organizzativa, che ha permesso poi a parte della magistratura e delle forze dell'ordine di essere più nella possibilità di svolgere l'attività di individuazione, prevenzione e repressione del fenomeno mafioso. Però dall'altra parte dobbiamo ricordarci che i magistrati sono uomini, e come anche ha ricordato qualche giorno fa l'ex procuratore Cafiero De Rao, è quel magistrato che fa quel passo in più e che quindi vive il suo ruolo sentendo la sofferenza delle persone che sono vittime di mafia, che permette al magistrato di poter acquisire la consapevolezza, la conoscenza e la capacità di poter essere effettivamente lo strumento attraverso cui lo Stato va a incidere contro l'azione delle mafie. Quindi questo è per dire che non soltanto Falcone e Borsellino erano soli, avevano dei colleghi che hanno collaborato con loro, magistrati, forze dell'ordine, che insieme a loro hanno portato questo cambiamento anche normativo che noi in questi anni ci siamo trovati. Però dall'altra che è necessario che tutti insieme lasciamo lo stereotipo del mafioso come cosa nostra
siciliana, palermitana degli anni 80, anni 90 e cerchiamo di vedere realmente cosa sono oggi le mafie, cosa è oggi l''ndrangheta, cosa è oggi la camorra, cosa sono oggi le mafie foggiane, com'è adesso Cosa Nostra diversamente da quello che era 20 anni fa, 30 anni fa, e capire perché, per quale motivo oggi le mafie, 'ndrangheta in particolar modo, ma anche camorra e Cosa Nostra, sono presenti in Veneto. Se noi ci chiediamo perché ci sono 250 imputati per mafia in Veneto in questi ultimi 2 anni sottoposti a processo, quali sono le dinamiche che hanno fatto sì che questi soggetti, questi mafiosi, operassero con ancora maggiore capacità di penetrazione nel nostro tessuto sociale e economico? In che modo hanno trovato le cointeressenze con quella parte non sana della nostra economia? Quali sono le precondizioni in non consapevolezza da parte della politica, dell'imprenditoria, della cittadinanza, delle modalità attraverso cui le mafie storicamente anche negli ultimi anni operano nel nostro territorio? Se noi facciamo questo tipo di attività e la fa il magistrato, la fa l'appartenente alle forze dell'ordine, la fa il docente universitario, la fa l'avvocato, lo fa il professionista, lo fa il commercialista, lo fa il giornalista, noi non riusciamo a effettivamente leggere quello che sta accadendo e poi mettere a frutto gli strumenti normativi che Falcone e Borsellino con il loro percorso ci ha messo a disposizione. Certo, quindi dobbiamo stare attenti e seguire queste situazioni che naturalmente con estrema facilità possono degradare. Ma cominciamo con il nostro primo contributo. Capaci, la morte di Giovanni Falcone. Capaci, la morte di Giovanni Falcone. 30 anni fa, con l'attentato di Capaci, la mafia privò l'Italia di un magistrato simbolo di onestà, rettitudine, capacità di sacrificio, unico nella storia della magistratura italiana. Era Giovanni Falcone. Le sue inchieste sulla mafia e sui boss hanno cambiato la storia. Prima di Falcone la mafia non era che una sorta di leggenda. Falcone è l'uomo che con l'apporto di collaboratori come Tommaso Buscetta ha messo a nudo la struttura militare dell'associazione criminale detta Cosa Nostra e i metodi di reclutamento e la sua organizzazione gerarchica. Così individua esecutori e mandanti della grande mattanza di Palermo, fa luce sugli stretti rapporti tra Cosa Nostra e il potere politico. Con il giudice Paolo Borsellino e altri componenti del pool antimafia, guidato da Antonino Caponnetto, istruisce il maxi processo, mandando a giudizio un esercito di ben 475 imputati. In quegli anni il pool mette a punto un nuovo metodo investigativo. Si basa sulla traccia che lasciano i soldi dei patrimoni della mafia, nonché il meccanismo attraverso il quale si formano le gerarchie mafiose e si saldano alleanze e nuovi interessi che si legano al potere. Questo fenomeno sarà chiamato Cosa Nostra, ormai inserito nel tessuto produttivo e nei punti vitali dell'economia, mentre aumenta la penetrazione dello Stato a tutti i livelli. Parallelamente cresce la dimensione terroristica, là dove la mafia non ottiene il consenso. La mafia, prima dell'avvento di Falcone, aveva già assassinato magistrati, giornalisti e investigatori che volevano riportare la Sicilia nell'ambito della normalità. Vittima eccellente fu, tra i molti, il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella, il prefetto inviato da Andreotti, Carlo Alberto Dalla Chiesa, con la moglie, il segretario regionale del PCI, Pio La Torre, promotore della legge che solo dopo la sua morte verrà approvata e codificherà il reato di associazione mafiosa e introdurrà il sequestro e la confisca dei beni dei mafiosi. Per la prima volta nella storia d'Italia si instaura un maxi processo alla mafia. Anzi, è la prima volta che la mafia viene riconosciuta quale organizzazione a scopo di delinquere contro lo Stato e la comunità. È la prima volta che lo Stato, tramite Falcone, dà una risposta decisa contro la mafia. Fino ad allora nulla era stato fatto in tal senso. Quel percorso fu disseminato di ostacoli. Falcone e Borsellino si trovarono a dover affrontare una mafia agguerrita, ma soprattutto quella parte dello Stato da cui la mafia dipendeva. La collusione mafia politica determinerà un connubio che si ribalta contro i due giudici inquirenti e contro tutto lo staff organizzato da Caponnetto.
Borsellino e Falcone prendono coscienza di cosa stavano andando incontro. Percepiscono con chiarezza che il Ministero degli Interni ha in atto a Roma la trattativa direttamente con i vertici della mafia. Questa trattativa va contro l'inchiesta in atto e le indagini che li stanno conducendo passo passo nel cuore dei partiti, nessuno escluso. È l'estate del 1985. Siamo alla vigilia della presentazione dei capi d'accusa per l'istituzione del maxi processo per 452 imputati di associazione mafiosa. Si stanno mettendo a punto i capi di imputazione, le prove per il maxi processo. Vogliono passare l'estate con la famiglia e decidono di prolungare il lavoro in un sito sicuro e protetto dallo Stato. Da vacanza a lavoro il passo è breve. Vengono trasportati tutti all'Asinara, ma i fascicoli del processo saranno inspiegabilmente trattenuti a Palermo, bloccando di fatto la prosecuzione della stesura dei capi di imputazione del processo, senza peraltro aderire alle sollecitate richieste di Borsellino e Falcone. È una sorta di sequestro, atto a bloccare il processo o quantomeno a rallentare l'iter. Per i due magistrati era impossibile continuare a lavorare. La situazione diviene sempre più drammatica. I telefoni non funzionano e Falcone e Borsellino non hanno più i fascicoli necessari per lavorare. Resteranno 33 giorni sequestrati all'Asinara con l'aggravante dell'onere del soggiorno perché, pur lavorando per lo Stato, sono costretti a pagare il soggiorno obbligato pari a 10.000 lire giorno a persona più i pasti. Al ritorno si rifiutano di richiedere il rimborso. Tornati in possesso dei fascicoli di istruttoria del maxi processo, i capi d'accusa vengono depositati solo l'8 novembre 1985. L'impianto accusatorio, sostenuto dalle testimonianze del pentito Buscetta e di altri collaboratori, reggerà fino alla sentenza definitiva in Cassazione. La sentenza decretò la prima sconfitta dei vertici di Cosa Nostra e del sistema mafioso, ma aprì la strada alla stagione stragistica. Dei 475 imputati, al termine del percorso processuale, dopo ben 22 mesi di dibattimento ininterrotto, furono decise 346 condanne, di cui ben 19 ergastoli, tra quelli di Riina e Provenzano, allora latitanti, che sommati facevano la cifra di 2.665 anni di carcere. I boss mafiosi contavano sulla politica, unica ancora di salvezza, certi che, come era già accaduto, la Corte di Cassazione potesse annullare l'esito dei processi d'assise e d'appello per errori procedurali, cosa possibile vista la quantità di capi d'accusa e di imputati. Contrariamente alle aspettative, il 30 gennaio del 1992 le condanne vennero confermate in toto. I vertici di Cosa Nostra, che avevano già deciso di colpire i politici considerati non più affidabili e i magistrati del pool che aveva reso possibile il maxi processo, diedero così inizio alla catena di omicidi e attentati, portando con le stragi del 92 e del 93 l'attacco direttamente non allo Stato, ma solo ai suoi unici diligenti servitori. Il primo segnale fu l'assassinio dell'onorevole Salvo Lima, l'uomo di fiducia di Andreotti in Sicilia, l'uomo che secondo la magistratura era uno dei referenti politici della mafia presso i vertici politici. Così viene eliminato per dare un messaggio che i mafiosi, quali esecutori dei crimini ordinati dai politici, non accettavano di essere le vittime sacrificali di chi dalla mafia traeva enormi vantaggi e che i politici avrebbero dovuto intervenire pesantemente sulle sentenze del processo, annullandole o alleggerendole. Salvo Lima era stato un politico di razza in Sicilia e sindaco di Palermo, con Vito Ciancimino assessore ai lavori pubblici. Fu il periodo del sacco di Palermo, nel quale la giunta comunale concesse ben 4.000 licenze edilizie, di cui 1.600 a prestanomi, e applicò un'infinità di varianti al piano regolatore. Per ottenere bastava pagare. Successivamente Lima fu eletto parlamentare e alla scadenza europarlamentare.
Nella Commissione parlamentare antimafia si era accertata l'ipotesi della sua collusione con Cosa Nostra, ma la Camera respinse 4 volte le richieste di autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Solo nel 1993, dopo la morte di Falcone e Borsellino, la Commissione parlamentare antimafia, guidata da Luciano Violante, concluse che risultavano i collegamenti di Lima con Cosa Nostra e che sulla responsabilità di Andreotti avrebbe dovuto esprimersi il Parlamento. Con l'omicidio di Falcone viene improvvisamente messa fuori gioco anche la candidatura forte di Giulio Andreotti a Presidente della Repubblica, che all'epoca era Presidente del Consiglio. Giovanni Falcone, dopo l'omicidio di Salvo Lima, fece una previsione. Ora succederà di tutto, aggiungendo che l'omicidio di Lima fosse solo il primo della reazione della mafia, che, se non voleva perdere potere e prestigio, doveva dimostrare di essere ancora la più forte, ma soprattutto che la politica doveva essere in grado di proteggere i suoi servitori. Falcone e Borsellino hanno fatto, storicamente, l'unico vero grande processo alla mafia. Per primi hanno organizzato una tecnica di indagine che diede grandi risultati mai raggiunti prima e mai eguagliati dopo. Solo la trattativa Stato-mafia fu in grado di vanificare una così eccellente capacità di ricostruire i reati e i percorsi adottati dalla mafia che, partendo da Palermo, giungevano al cuore di Milano. Borsellino e Falcone hanno lasciato un'autostrada da percorrere per combattere la mafia, ma poi tutto è stato consapevolmente tralasciato e così facendo hanno consentito alla mafia di attuare una fase di mutazione, come è nella sua genetica, passando da associazione stragista a infiltrata nel mondo assai più redditizio della finanza. Francesco Trota, abbiamo percorso rapidamente un decennio di indagini e di una rivoluzione che non si è poi continuata, e oggi sì, è vero che ci sono dei magistrati ancora molto impegnati, però diciamo che il lavoro fatto da Falcone e Borsellino in quel momento, in quella solitudine, in quel contesto storico non è stato più ripetuto. Vuole dare un'interpretazione a questo Certo, periodo? direttore. Guardi, come ha detto lei, il dottor Falcone e il dottor Borsellino, insieme ovviamente agli altri magistrati del pool antimafia, insieme anche agli uomini delle forze dell'ordine, come il generale dei carabinieri Angelo Pellegrini, come il commissario Ninni Cassarà, purtroppo ucciso dalla mafia, come lo stesso Beppe Montana, l'amico di Ninni Cassarà, come gli altri carabinieri, come Mario D'Aleo, Emanuele Basile, uccisi negli anni '80 dalla mafia, avevano fatto una rivoluzione, come hanno ricordato gli altri ospiti prima, una rivoluzione investigativa che si era cristallizzata in questo maxi processo che ha cambiato la storia dell'Italia. Ha cambiato la storia dell'Italia, ha cambiato la storia dell'Italia, nel senso che finalmente la mafia appariva vulnerabile. Appariva vulnerabile e poteva essere sconfitta. Abbiamo ricordato prima l'onorevole, come ha ricordato il dottor Antoci, l'onorevole Pio La Torre, 40 anni fa il suo omicidio. Abbiamo ricordato l'eccidio di Via Carini con la morte del prefetto Dalla Chiesa. E quando parliamo di questi delitti, che sono delitti eccellenti, ricordiamo l'assioma per cui la vera forza della mafia non sta dentro la mafia, ma sta fuori dalla mafia. Quindi è giusto parlare sì di mafia, ma cercando sempre di capire cosa sia questa mafia. E allora, visto che si parla ancora di mezze verità o comunque di verità negate per i familiari, in particolar modo del dottor Borsellino, di una mancata giustizia, è giusto perseverare e sperare che si arrivi a chiarire che dobbiamo far luce sulle cosiddette convergenze di interessi che hanno portato alla morte non soltanto dell'onorevole Pio La Torre, del prefetto della Chiesa, ma degli stessi Falcone e Borsellino. Certo. Giuseppe Antoci, cosa si può aggiungere a quanto è già stato detto, soprattutto sulla figura di Falcone, questo personaggio che riesce a interpretare un periodo storico unico nell'Italia?
dell'epoca. Vedete, una eredità importante di tutto quello che è accaduto sta anche nel vedere questa società che è cambiata dal punto di vista culturale. È cambiata Palermo, è cambiata la Sicilia, in fondo è cambiato il paese dopo quelle stragi. Però attenzione, io vorrei riportare la discussione anche a quello che accade oggi. Le recenti operazioni di servizio, l'ultima proprio quella della Polizia di Stato, hanno dimostrato che personaggi che sono stati in carcere 15-20 anni, quando sono usciti, hanno ripreso perfettamente dal punto che avevano lasciato. Cioè hanno ricostruito metodi, attività, procedure. Cioè, cosa voglio dire? Noi abbiamo vissuto il mutamento delle mafie un po' nel paese. Ci ricordiamo gli anni '80, quando ci fu il terremoto, la camorra diventò mafia del cemento. Negli anni '90 ci fu l'affare dei rifiuti, che tra l'altro continua ancora adesso, e le mafie diventarono SPA dei rifiuti. Poi ci sono state varie attività, c'è stata poi la vicenda negli ultimi 12 anni legata ai fondi europei per l'agricoltura, dove tutti i capi mafia avevano i loro pezzetti di milioni di euro. Allora, attenzione, perché è vero che la mafia è mutata, ma noi non ci dobbiamo innamorare dell'inabissamento, che si dice ormai la mafia si è inabissata e colpisce solo quando la metti all'angolo. Non è un fatto nuovo, è sempre accaduto così. E c'è stato il passaggio dei Corleonesi e poi c'è stato Provenzano che ha inabissato. Cioè, la tecnica dell'inabissamento non è una tecnica nuova. Cosa Nostra e le mafie l'hanno sempre utilizzata nella storia, da Portella e la Ginestra in poi. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che se è vero questo, se è vero che le mafie sono mutate, se è vero che colpiscono solo quando tu li metti all'angolo e soprattutto gli metti le mani in tasca, è vero altrettanto che le attività, tra virgolette, caratteristiche, il loro core business non lo mollano, cioè il pizzo non lo mollano, gli affari sulla droga non la mollano. Allora, nella nuova e nella recente lotta alla mafia bisogna contemperare e avere il giusto bilanciamento fra queste due cose, vedere la mafia che muta, ma vedere la mafia tradizionale che continua non solo a fare affari ma continua anche a sparare. Grazie. Allora passiamo al prossimo contributo. Maxi processo e l'ammazza sentenze, e vediamo poi di darne un commento. L'ammazza sentenze e il maxi processo. L'11 febbraio 1991 40 imputati del maxi processo già condannati in primo grado e in appello vennero scarcerati per la scadenza dei termini di custodia cautelare. A scarcerarli la prima sezione della Corte di Cassazione presieduta dal giudice Corrado Carnevale, giudice cui venivano di solito attribuiti i processi di mafia e che, per le tante condanne annullate, per anni era stato indicato come l'ammazza sentenze e che sarà poi processato per concorso esterno in associazione mafiosa e assolto con formula piena. La scarcerazione però destò scalpore, tanto che il governo Andreotti, con il ministro dell'Interno Vincenzo Scotti e quello della giustizia ad interim Claudio Martelli, nel marzo del 91 emanò d'urgenza un decreto legge che modificava i termini della custodia cautelare, riportando in carcere gli imputati scarcerati. Le critiche di incostituzionalità al decreto sfociarono in uno sciopero nazionale degli avvocati penalisti. Per il maxi processo c'era l'ultimo passaggio da superare, quello della Corte di Cassazione, che doveva esprimersi sulla regolarità del processo. L'ultimo grado di giudizio rappresentava per gli imputati la possibilità per una riduzione o l'annullamento delle condanne. Per l'accusa rappresentava la possibilità di ricorrere contro le assoluzioni che erano state pronunciate in secondo grado. Giovanni Falcone temeva che il maxi processo potesse essere affidato alla prima sezione della Cassazione, presieduta proprio da Corrado Carnevale.
Falcone, che era stato allontanato da Palermo perché nominato da Martelli direttore degli affari penali del Ministero della Giustizia, aveva attivato un monitoraggio sulle sentenze della Cassazione per vedere a quali sezioni della Corte di Cassazione venissero affidati i processi di mafia e quale fosse il loro esito. Nonostante, secondo alcuni, Carnevale avesse operato a lungo nell'ombra per ottenere il maxi processo, quando questo arrivò in Cassazione, il primo presidente, Antonio Brancaccio, introdusse la novità di un sistema di rotazione, assegnando così il maxi processo non a Carnevale, ma ad Arnaldo Valente. Alla rotazione fece seguito una sentenza, il 30 gennaio 1992, che confermò tutte le condanne, mentre la gran parte delle assoluzioni pronunciate nel giudizio d'appello per gli omicidi Giuliano dalla Chiesa, Giaccone ed altri vennero annullate e per gli imputati venne disposto un nuovo giudizio. Uno dei motivi principali fu che la Corte, in accordo con i giudici di primo grado, considerò le rivelazioni di Buscetta assolutamente attendibili, più di quanto non avessero ritenuto i giudici di secondo grado. Il processo di rinvio venne celebrato tra il 1993 e il 1995 davanti alla Corte d'Assise d'Appello presieduta da Rosario Gino. Tutti gli imputati vennero condannati all'ergastolo. È una rivoluzione questa. Marco Lombardo. È una rivoluzione perché un procedimento di questo genere è, per l'Italia dell'epoca, è assolutamente addirittura incomprensibile, addirittura sembra una forzatura. E soprattutto gli americani dicono a Falcone non fare un maxi processo, perché diventa talmente caotico che è facile che poi alla fine l'esito finale possa essere in qualche maniera impugnato, perché un processo deve essere una procedura perfetta e processare 450 imputati è una cosa abbastanza difficile da gestire, giusto? Certamente è stata una vicenda processuale molto complicata. Lo stiamo vedendo noi qui, ad esempio in Veneto, siamo da 2 anni che stiamo facendo un processo a carico di 45 imputati. Siamo arrivati a più di un centinaio di udienze, non siamo ancora arrivati a fine del primo grado, quindi sempre per fatti di mafia sto parlando, quindi davanti al Tribunale di Venezia. Quindi questo ancora di più vi fa capire come ci sia stato un lavoro molto importante da parte di tutti gli apparati dello Stato che sono riusciti a gestire quel processo, e il risultato è enormemente importante perché si è arrivati a una sentenza che ha disvelato una situazione che molti invece in quegli anni avevano interesse a non rendere pubblica, e anche oggi c'è una difficoltà nel trattare fino in fondo questi tipi di temi, perché non si tratta semplicemente di una criminalità violenta, ma è anche una criminalità economica, è anche una criminalità che ha rapporti con la politica e con la massoneria, che sono dinamiche e circostanze che ancora oggi sono attuali nei processi. Penso al processo Gotha davanti alle corti della Calabria relativamente alla presenza di riservati di 'ndrangheta all'interno di parte della massoneria. Cioè sono questioni veramente complesse che però trovano la necessità di uno sforzo importante della magistratura, ma anche del tessuto economico, sociale, dei territori, che devono riuscire a capire queste dinamiche per poterle poi rappresentare da un lato e dall'altro cercare di opporsi a un fenomeno che è più pervasivo di quello che si ritiene. Certo, certo. Giorgio Cesarale, abbiamo Borsellino e Falcone, ma sono due figure complementari, hanno due caratteristiche diverse. Falcone è il grande inquisitore, quello che riesce a diciamo, condurre l'inchiesta, ma poi chi dà la forma al processo è Borsellino. E Borsellino diciamo, quello che fa tutti i ricorsi e tutte le spiegazioni e tutte le imputazioni in maniera tale che sia un procedimento perfetto, dalla fonte fino al processo. Prego.
è quello che dicevamo prima, è un passaggio molto importante, questa combinazione fra talenti, funzioni, intelligenze diverse, sia a livello processuale sia a livello politico più generale. Mi sembra che questa sia stata una delle grandi conquiste del pool antimafia, cioè il fatto di aver insegnato ai componenti dello Stato, ai membri dello Stato, a collaborare più efficientemente fra di loro. Noi sappiamo che all'interno dello Stato, in tantissimi gangli dello Stato, in tantissime frazioni dello Stato, questo per tante ragioni, molte volte legate anche alle invidie personali, alla competitività, eccetera, eccetera, è molto difficile stimolare processi di collaborazione e di cooperazione fra i professionisti della giustizia, della scuola, dell'istruzione, eccetera, eccetera. Invece lo Stato è forte, questo in senso anche più generale, quando riesce a far collaborare produttivamente in modo efficiente i suoi membri, le sue forze più sane, le sue forze migliori. Ecco, mi pare che l'Indiade, il duo fra Falcone e Borsellino sia espressivo di questa capacità conquistata, di questa capacità realizzata. E se posso aggiungere qualcosa anche in relazione alla discussione, alla bella discussione che si sta svolgendo, riguarda la politica. Cioè, abbiamo detto giustamente che il fenomeno della mafia è un fenomeno mutante in qualche modo, perché intercetta diverse dimensioni, la dimensione economica, la dimensione politica, la dimensione giudiziaria, eccetera, eccetera, e che il fenomeno mafioso negli ultimi 30 anni in qualche modo si è profondamente trasformato a contatto anche con le trasformazioni dell'economia globale, della politica globale. Facciamo riferimento per esempio ai diversi decreti aiuti che sono stati varati anche nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi 2 anni in corrispondenza con la pandemia. Molti fanno giustamente notare come questi aiuti siano stati sfruttati dalla mafia per irrorare le proprie casse, per rafforzarle, eccetera, eccetera. Quanto allarme c'è negli apparati dello Stato, intesi complessivamente rispetto a questo? C'è una discussione pubblica larga, approfondita, vivace su questo? Non mi pare. La stessa questione riguarda il PNRR, una medesima, diciamo, molto simile questione riguarda il PNRR. Non ne parliamo perché, diciamo così, ci sono molti finanziamenti da gestire e sappiamo quanto la criminalità organizzata nelle sue diverse configurazioni sia interessata a questo. Perché non vi sono discussioni pubbliche, televisive, sulla grande stampa, su come vengono utilizzati i fondi del PNRR? Adesso vengono distribuiti tra i diversi progetti che sono stati presentati, eppure non mi sembra che ci sia tutto questo allarme come vi dovrebbe essere, perché sappiamo che le infiltrazioni mafiose sono numerosissime. Questo riguarda appunto il rapporto fra mafia e politica. La mafia in qualche modo faceva parte di una certa costellazione, che era quella del mondo bipolare, diviso in due, fra USA e URSS, la guerra fredda, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte in tanti contesti storici e anche teorici. Dopo l'89 questo mondo cambia e forse Falcone si trova stritolato anche da questo, da questa trasformazione, cioè di un mondo che stava smettendo di essere, tra virgolette, bipolare, diventava unipolare, diventava globalizzato, diventava impadronito in particolare dal processo di globalizzazione economica, eccetera, eccetera. Oggi che tipo di rapporto c'è fra la mafia e la politica? Perché non se ne parla? Esistono delle estensioni politiche del fenomeno mafioso nelle forme che abbiamo analizzato? Ecco, sarebbe interessante per esempio che vi fossero più inchieste giornalistiche su questo, più attenzione pubblica, più attenzione anche degli studiosi, degli scienziati e così via. Ma tra i giornalisti difficilmente riusciamo a trovare figure come Falcone e Borsellino, però ci sono stati molti giornalisti in Sicilia hanno sacrificato la loro vita. C'erano interi quotidiani, l'Ora per esempio, no? Sì. Era un giornale antimafia importantissimo, no? Certo. Se posso aggiungere una cosa a quanto diceva il professore, fare una chiusa, perché come dice il professore bisogna attenzionare il rapporto mafia-politica. Io faccio quasi una provocazione, una battuta: la mafia è cambiata, ora sulla scena politica siciliana per le elezioni a sindaco di Palermo sono tornati in campo 2 grandi vecchi politici siciliani come Cuffaro e Dell'Utri, entrambi condannati in via definitiva per fatti di mafia, e possiamo darci una risposta che siamo andati avanti 30 anni, siamo tornati indietro di colpo e ci troviamo di fronte di nuovo a queste grandi manovre, perché sappiamo benissimo che la politica ha le sue manovre, con 2 cavalli di razza che
purtroppo sono stati, purtroppo, nel senso che le cronache giudiziarie parlano per loro, quindi staremo a vedere. Io da storico, tra virgolette da storico, ma anche da interessato a questa materia, sono molto curioso di capire cosa comporterà questo ritorno sulla scena politica di due grandi vecchi come loro, anche nel rapporto mafia-politica, perché appunto ritorniamo sempre lì alla forza della mafia che sta fuori dalla mafia stessa, le convergenze di interesse, le collusioni, le complicità, come ben ha spiegato il servizio di prima. Quando parliamo del maxi processo non dobbiamo dei grandi magistrati che non ci sono più come Rocco Chinnici, ecco, spendere due parole sull'importanza di Rocco Chinnici e sul fatto che Rocco Chinnici, i suoi nemici giurati fossero gli esattori di Salemi, Nino e Ignazio Salvo, molto legati alla DC, ci deve far riflettere, ecco. Certo, ma un grande fattore dello sviluppo della mafia fu la guerra fredda, perché faceva gioco sicuramente questo contrasto politico che poi diventava di fatto un contrasto armato. Ma al di là di questo ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi riprenderemo col prossimo contributo su Falcone Borsellino.